Prova. Buonasera a tutti, visiti voi, tenore de oggi, die 29 di Sant'Andrea, do missa e 20 Kimbe. Bene, oggi dalle scritte non va giornale, batta il sciopero, batta di sciopero, quindi oggi è una hit nuova già corsa, legata solo a Carchivato de Saida. Basta, insomma, poi è un momento che non amo lo grande avvenimento in bici e bici appunto Giammento de Busso no, sulla messa e 20, 28 unici 2020 e l'abbiamo fatto, insomma, abbiamo rammentato come è stato possibile. Bene, dimos come si presenta Toia Sadie, si presenta Tadecoi, che lo libero, abbiamo nato che poi calcolata cosa tardi, già da ieri siamo nato, però poi lo dimmo e se staravamo, lo vediamo la saida est illuminata da un bello ocro del sole, ecco qua. E non era Saravallo non era appunto che lo libero sole preno fino a mezzodì e poi comincia a coccolare e resta tutto la die mezzo coccolato e verso la 7 carchimudine da puro, insomma, le abba. Temperatura massima 2 gradi o temperatura minima 15 gradi. Grasa, domenica. Abbiamo mezzo coccolato potatura die che non abbiamo da verso al batolo di realtà di 3 gradi temperatura massima e 7 gradi temperatura minima. Abbiamo un toccamento e dolo da dare chieste di una persona che ha visto per bene da tanta riesa e viene scogliata, visto insomma, in Pioltello, che è il morto Vittorio Negri, marito di Graziella Galbiati Contena, e in visti staiana, come non me la mente, non mi staiana, però era una donna in Capocomino, in cui è stata una scena sacchitta, Bicicchesa, Galbiati Contena e sa mamma, de Sol de Contone. E questo, cioè Vittorio è frate di Andrea Negri, che è scuocco in Ertila, sagriturismo de Gotto de Murtasa. Condolenze e pazienza a sua famiglia tutta da parte di Izzi TV. Una cara simpatica, poi mi hanno dato una persona metà interessante su volontariato, per esempio ho fatto tanta via a volontariato intanto al loco in un battapito disabile, insomma una persona quindi meritevole. Aspettate che abbiamo pure un toccamento sportivo che però non è stato caricato come lo caricavo. Un attimino, abbiamo la spartita, Crasa, la Bittese giocata su Maccumele, Maccumercalcio giocata a una squadra insomma abbastanza forte che si cunna o prima in classifica, insomma hanno dato 20 punti a Maccumercalcio, quindi bicchiere un impegno metà volta a parte Sabitese, ma sicuramente battaglia secca, poi hanno iscritti che si squadra forte, si impegna il Gallo del Pruso e carichi il risultato potrebbe sì, insomma, ecco. Salulese, giocata invece fuori casa, giocata su botti da calcio.
Bene, però abbiamo finito, si teneva di oggi, non avevamo usato lo stoccamento del denaro, e boh, e basta. Cominciamo, siccome c'è la preparazione del corto del Natale, chi a essere di sicuro una cosa meta interessante. Bene, tancamo si teneva di oggi, chi si sigla di tancatura, eccola qua, la poniamo sopra, solo. Bene, a mezzo vedere di buona tutto da parte di Bizzi TV, adioso e mezzo a casa.